Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Venerdì di Pasqua, 37esima giornata in Serie B-Win allo stadio Artemio Franchi. La capolista Siena, reduce da 5 vittorie consecutive, riceve il Portogruaro alla disperata ricerca di punti salvezza. I bianconeri di Conte vedono la Serie A, che potrebbero addirittura conquistare con l'ausilio della matematica domenica prossima in quella di Novara. Siena con Larrondo e Calaiò in attacco, Sestu e Brienza a spingere sulle fasce, Portogruaro di Agostinelli ovviamente abbottonatissimo. Si parte agli ordini dell'arbitro Palazzino di Ciampino. La prima opportunità in avanti è del Portogruaro con questo sinistro di Tarana, che comunque non impensierisce più di tanto il portiere di casa Ferdinando Coppola. Siena con l'apertura di Bolzoni a destra per Brienza, il diagonale che si perde sul fondo con Rossi che controlla la traiettoria. C'è questo contrasto al centrocampo, si gira il ginocchio sinistro di Esposito, brutto movimento per il difensore del Portogruaro che rimane a terra dolorante. Agostinelli è costretto a mettere in campo l'esperto Franceschini. L'applauso sportivo del presidente Mezzaroma, in tribuna anche l'ex allenatore della Roma Claudio Ranieri. Il numero di Sestu, il tiro deviato addirittura dall'Arrondo sul fondo con il braccio. Finisce il primo tempo, via alla ripresa con il Siena che ha premuto molto in maniera però piuttosto sterile. Riparto di bianconeri, attenzione l'Arrondo per Brienza, il dribbling, palla in mezzo, l'Arrondo sbaglia il controllo, Sestu contro Rossi, il dribbling di Sestu, arriva Cardin a respingere, grande occasione per il Siena per portarsi in vantaggio. Angolo di Sestu, il colpo di testa di l'Arrondo, palla sul fondo, non la toccano Rossi e Calaiò. Ora gli uomini di Conte spingono con maggiore vigoria, fuori Cunico, dentro Gerardi nel Portogruaro. Brienza, un rimpallo, il dribbling di Brienza, la palla però appoggiata in mezzo. Facile per Rossi, esce l'Arrondo, dentro Reginaldo, vuole forze fresche a spingere Antonio Conte. Attenzione Vitiello, la palla vagante in area, Brienza un palleggio in sinistro, fulmineo di pochissimo a lato, ancora un attaccante per il Siena, dentro Caputo alla posto di Roberto Vitiello. Siena che si gioca il tutto per tutto, 83esimo, il colpo di testa proprio di Caputo, la palla finisce in rete, esplode la gioia di Antonio Conte. Il Siena viene premiato con il secondo gol in questa Serie B-Win da parte di Caputo sul cross di Reginaldo. I due cambi per Antonio Conte hanno funzionato. Il Siena è in vantaggio, 89esimo, attenzione alla girata di Gerardi, il pareggio improvviso del Portogruaro, il cross di Cardin, distrazione clamorosa della retroguardia di casa e Gerardi può infilare il proprio quinto gol in questa Serie B-Win. Gelato l'Artemio Franchi, 94esimo, attenzione Tarana è solo in area, rientra su Terzi, il sinistro a giro, Emiliano Tarana, pazzesco vantaggio del Portogruaro, partita incredibile, il pugnetto d'esultanza di Agostinelli. Siena che dal sogno si ritrova in un incubo, il gol di Tarana, ultimissimo secondo, attenzione Brienza in area, la palla in mezzo, attenzione il rinvio, il fischio di Palazzino. Siena 1, Portogruaro 2, esplode la gioia dei tifosi veneti accorsi a Siena, non ci crede Antonio Conte.